Do it, do it, do it, do it. Come on. Un appuntamento da non perdere, 19 maggio 2014, Teatro Moderno di Mascalucia con la prima edizione del Penalty Award, il vero e proprio premio dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano. E adesso, dato che stiamo parlando di calcio dilettantistico, subito i risultati, la classifica e poi successivamente il commento sul campionato di eccellenza Girone A. Risultati. Alcamo, Atletico Campofranco 3-0. Folgore Selinunte, Camarat 0-1. Rocca di Caprileone, Leonfortese 3-1. San Giovanni Gemini, Mazzara 1-0. San Sebastiano, Profavara 1-2. Serra di Falco, Raffadali 1-1. Parmonval, San Cataldese 3-1. Riviera Marmi, Sport Club Marsala 2-2. Sono successe parecchie cose in questa giornata nel girone A del campionato di eccellenza. La Leonfortese cade a Rocca di Caprileone, ne approfitta subito l'Alcamo che vincendo in casa 3-0 con l'Atletico Campofranco la raggiunge al primo posto. Sarà veramente intensissima questa parte finale nel girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica insieme. Leonfortese e Alcamo 53 punti. Camarat e Parmonval 51. Marsala 47. Serra di Falco 46 punti, Riviera Marmi 45, Atletico Campofranco 40, San Giovanni Gemini 39 punti, San Cataldese 37, Rocca di Caprileone 36 punti, Profavara 34, Mazzara 33, Raffadali 27, Folgore Selinunte 14 punti, chiude San Sebastiano a 8 punti. Anche la prossima settimana ci saranno degli scontri importantissimi nel girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo insieme il tabellino. Domenica prossima sarà la 14ª giornata di ritorno. Domenica 30 marzo 2014 si giocherà San Cataldese Alcamo, Riviera Marmi Atletico Campofranco, Mazzara Folgore Selinunte, Leonfortese Parmonval, Camarat Rocca di Caprileone, Raffadali San Sebastiano, Profavara San Giovanni Gemini ed infine Sport Club Marsala Serra di Falco. Carmelo, ho subito voglia di sentire il tuo parere su questo ingarbugliato girone A del campionato di eccellenza. Ma a me tremano i polsi a leggere il prossimo turno, perché infatti. sono 3 partite chiave. Praticamente l'Alcamo va a San Cataldo e non inganni la sconfitta di oggi della San Cataldese, perché la San Cataldese è una delle squadre più in forma del campionato e ha disputato quest'ultima fase del torneo veramente viaggiando a 1000, recuperando punti e posizioni, quindi l'Alcamo a San Cataldo rischia. Nello scontro diretto tra Leonfortese e Parmonval può succedere di tutto, perché il Parmonval arriva lanciatissimo da questa vittoria sulla San Cataldese che non è avversario facile. La Leonfortese arriva da una sconfitta che sorprende ma non troppo, perché noi, se ti ricordi bene Ettore, con la settimana scorsa con Santino Bellindia e gli altri ospiti della Tiger, con il discorso che comunque tra Tiger e Rocca ci sono stati sempre buoni rapporti, abbiamo parlato della situazione del Rocca. Il Rocca è una squadra che ha valori tecnici importanti. Nonostante questo si trova in zona play-out e si sta giocando di fatto l'ultimo posto disponibile con la San Cataldese, perché in questo campionato straordinario succede pure che il Raffadali, che era messo molto male nel girone d'andata, ha recuperato punti, sta riuscendo a scampare la legge dei 10 punti e costringerebbe, anche grazie al punto conquistato oggi a Serra di Falco, riuscirebbe addirittura a inserirsi nel treno play-out. Per completare il ragionamento, quindi tutta da seguire anche la sfida di Cammarata tra Camarat e Rocca di Caprileone. Il Camarat delle 4 di testa, secondo me, Ettore, è quella che sta peggio, perché oggi ha sofferto e non poco con la Folgore già retrocessa. Voglio sentire anche un po' il parere dei nostri ospiti. Leonfortese, che insomma da più parti era la candidata a vincerlo questo girone, poi l'Alcamo è venuto fuori. Chi vedete favorita? Filippo. Onestamente io vorrei perché giustamente allena la Leonfortese un catanese, esatto. Voglio dire, Gaetano Mirto. Anche perché ci sono molti amici, vorrei che sia proprio la Leonfortese. Però l'Alcamo sarà... Però l'Alcamo ha grandi tradizioni, per cui
Sarà veramente, è difficile dirlo. È difficile. In questo girone mi dispiace vedere anche San Sebastiano ultimo in classifica dopo l'anno scorso che ha fatto grandi... Purtroppo ritorniamo al vecchio discorso, mantenere una categoria così impegnativa dal punto di vista economico è sempre molto difficoltoso. E quindi... Non vorrei che tra i due litiganti al terzo coda qua, potrebbe anche essere. Michele, come vedi la zona alta della classifica? No, Leonfortese è molto avvantaggiata? impegnativa, la Leonfortese è da tanti anni che vince quasi ogni anno un campionato, ci ho anche giocato contro e so i valori sia tecnici ma anche i valori... Ha un bel settore giovanile la Leonfortese. Ma sicuramente, da 6-7 anni che stanno lavorando bene sui giovani. Ma anche la San Sebastiano è stato anche una buona società, solamente che in un campionato del genere molto dispendioso per un centro piccolo, non so fino a che punto. Sarà veramente incertissimo a questo punto quello che succederà, non possiamo prevedere nulla. Per la Leonfortese veramente, per Gaetano Mirto. Però per una questione di equità dobbiamo anche dire che l'Alcmo se la giocherà sicuramente sino alla fine. Come tradizione, come diceva il mister Millauro, come tradizione l'Alcmo è avvantaggiato. Benissimo, e adesso proseguiamo con il campionato di eccellenza, lo facciamo con gli altri risultati dell'altro girone, il girone B, 13ª giornata di ritorno. Questi risultati. Tiger, Catania San Pio X, 1-1. Città di Vittoria, Città di Rosolini, 5-0. Mister Bianco, Gimnica Scordia, 2-1. Sport Club Siracusa, Mazzarrà, 3-0. Taormina, Modica, 1-1. Football Club Cireale, Rometta, 0-0. Sporting Via Grande, San Gregorio, 1-0. In classifica si muove poco, in un certo senso la prima in classifica, la Tiger, che pareggia in casa con il Catania San Pio, con la Catania San Pio che sta rischiando addirittura di non rientrare nei playoff promozione. Domenica prossima ci sarà uno scontro importantissimo contro la squadra messinese dell'Igea Virtus. Guardiamo la classifica insieme. Tiger, 63 punti. Sport Club Siracusa, 52. Taormina, 51. Mister Bianco, 50 punti. Catania San Pio X e Igea Virtus, 48 punti. Modica, 46. Città di Vittoria, 43. Football Club Cireale, 41 punti. Gimnica Scordia, 40. Via Grande, 34. Città di Rosolini, 29 punti. Rometta, 26. San Gregorio, 21. Chiude la classifica Mazzarrà a 9 punti. Classifica che vede il Mazzarà, il Modica e il Vittoria con un punto di penalizzazione e come tutti ben sanno anche in questo girone una squadra si è ritirata, la Ciriale 1946. E adesso lettura del tabellino del prossimo turno, sarà la 14ª giornata di ritorno, domenica prossima 30 marzo 2014. Si giocherà Gimnica Sportiva Città di Vittoria, Catania San Pio X Igea Virtus, Mazzarà Mister Bianco, Rometta Sport Club Siracusa, Modica Sporting Via Grande, Città di Rosolini Taormina, San Gregorio Tiger ed infine, come tutti ben sanno, l'FCA Ciriale riposa proprio perché la Ciriale 1946 ha rinunciato dopo la quarta partita non presentandosi in campo. Carmelo, a questo punto, insomma, per quanto riguarda la prima posizione, i giochi fatti ormai da parecchie settimane, ma la San Pio, ho detto bene, rischia tanto, a questo punto rischia dopo aver insomma, investito tantissimo di non andare neanche ai playoff promozione. È stata una settimana disastrosa per la formazione di Beppe Anastasi, di fatto mercoledì scorso a Mascalucia si è infranto il sogno Coppa Italia, il Campobasso ha vinto 3-0 al Bonaiuto Somma e ha ipotecato il passaggio alla semifinale. A questo punto, alla finale, perdono. A questo punto ai ragazzi di Anastasi non resta che il campionato, ma come dicevi tu i playoff sono a rischio e domenica prossima, anzi sabato prossimo, non ci sono alternative alla vittoria contro l'Igea Virtus per giocarsi il quinto posto, ma questa secondo me, Ettore, è stata la domenica di due formazioni catanesi, più che della San Pio che vive un momento travagliato, il Mister Bianco e il Via Grande. A questo punto il Mister Bianco ci deve credere fortemente non tanto nei playoff che sono già cosa praticamente acquisita, ma secondo me la formazione di Gigi Chiavaro e del presidente cercherà un buon piazzamento, deve assolutamente puntare a qualcosa in più, perché oggi
ripeto, per come si è messa la griglia nei playoff, ha la possibilità di scavalcare il Taormina al terzo posto e in un'eventuale corsa playoff secondo me non deve avere paura né del Siracusa né di un eventuale scontro con la San Pio X. Si ritrova un attacco fenomenale, il caso Tesseramenti gli ha restituito il capocannoniere del campionato Nicolosi, che con Genova forma una coppia straordinaria. Prima parlavamo, prima dell'inizio della trasmissione, con mister Casisa, ai migliori juniores del campionato. A questo punto secondo me la formazione di Gigi Chiavaro ci deve credere, perché pensare 2 anni consecutivi la Serie D senza una formazione della provincia di Catania è impossibile, molto e brutto. secondo me la società, il team, il gruppo, l'ambiente che ha in questo momento le credenziali maggiori è il mister Bianco. E io aggiungerei anche insomma il tasso tecnico della grande esperienza di Gigi È Chiavaro. assolutamente che il valore è giunto. Ettore, una chiosa finale anche per la zona Sì. retrocessione. Nel derby tra Via Grande e San Gregorio, la vittoria dei biancazzurri di buttò il Via Grande, di fatto ipoteca la salvezza e manda in promozione il San Gregorio. Beh. L'unico play out dovrebbe essere quello fra Rosolini e Rometta. Per il San Gregorio però, diciamolo pure Filippo, è già stato un miracolo partecipare e onorare questo girone B. Il campionato, per come erano partiti all'inizio, che non si dovevano nemmeno iscrivere al campionato, diciamo, questo è uno Mister Scrivano ha fatto un lavoro straordinario, perché Certo. ha tenuto comunque compattato Certo. l'ambiente che Sicuro, chiaramente sicuro. è sofferente nella categoria. Sicuro. Quindi Questo un plauso. Sì, questo è un girone dove si potrebbe parlare per tantissimo tempo, per tutto quello che è Per successo. tutto quello che è successo, per la sappiamo classifica benissimo. stravolta dei tesseramenti. Attenzione però, non ci dimentichiamo che la federazione secondo me ha dato comunque lettura ai regolamenti. Sicuramente. Purtroppo ahimè ne ha subito ne ha su tutti la subito cereale. soprattutto FC. Ma anche qui, come vedi, non c'è un girone dove non c'è Sì. praticamente una squadra che si ritira dal campionato, vero, che sia è vero. cioè questo è Questo è il proprio- calcio di quest'anno. è un malessere che mi sa che Speriamo il prossimo anno di non rivederlo di nuovo con questa drammaticità. speriamo. Michele, Carmelo sottolineava che insomma il mister Bianco ha un bel gruppo juniores che fanno la differenza indubbiamente in queste categorie. Ma sicuramente, infatti la squadra si deve sempre formare sui juniores, perché tante società, ad esempio, che hanno i juniores che non sono in grado di affrontare un campionato del genere, li mettono sempre negli esterni. Invece il mister Bianco ha dei difensori centrali, dei centrocampisti centrali che giocano titolari in questa categoria. E quindi? Li ho avuti anche l'anno scorso nella rappresentativa. Tu li hai visti tutti nascere, perché giustamente facendo il tecnico federale ne Tra conosci parentesi, sicuramente Ettore, a moltissimi. completare il ragionamento, il mister Bianco la settimana prossima di fatto riposerà, Sì, perché il gioca col Mazzarra, è gioca col prossimo ormai Mazzarra. a ritiro, non si è presentato oggi a Siracusa, verosimilmente i cancelli dello stadio di Mazzarra Sant'Andrea saranno chiusi. E quindi probabilmente questo avvantaggerà ancora di più la squadra del mister Bianco con questi potenziali 3 punti già acquisiti. Va benissimo, abbiamo quindi chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Salutiamo Carmelo, che rivedremo la prossima settimana, naturalmente con l'ulteriore curiosità che soprattutto il girone A sta regalando agli sportivi siciliani. Grazie a te Ettore, a tutti i calciofili, gli sportivi, buona settimana, a domenica prossima. E salutiamo anche naturalmente la nostra Federica, anche per lei la prossima settimana ritornerà con noi per continuare a vivere soprattutto sempre questa prima parte della nostra trasmissione. Sì Ettore, io auguro un buon proseguimento di serata a voi e ai nostri telespettatori, e adesso vi lascio con la pubblicità. Rimanete con Penalty.